Genesi capitolo 16. Agar e Ismaele. Sara, la moglie di Abram, non le aveva sgravato nessuno figlio. E proprio perché teneva vicino a essa una serva egiziana, che si chiamava Agar, Sara ricetta Abram: O vicano, o Signore non ha voluto che potesse avere un figlio. Perché non da unisce a questa serva mia? Forse a questa potrà già avere un figlio pure io. Abram stette a sentire la voce di Sarai, e così, dopo quasi 10 anni, a quel giorno che Abram stava in due paesi Canaan, Sara, la moglie sua, pigliai Agar, la femmina che essa aveva portata in terra dell'Egitto, a schiava sua, e ha detto come moglie era Abram, che era il marito suo. Chi si sa unetta con Agar e ha scelto subito prene. Quando poco essa si adunai, che aspettavano un figlio, non facetto conta più la padrona sua. E tanto Sara ricetta Abrama: O torta che essa mi ha fatta, che resta in quella essa, gli taggio misero in te braccia d'oia a schiava mia, ma quando se ne è adunata che aspettavano un figlio, io non conto più niente per questo. Fosse il Signore giudice fra me e questo. E Abram ricetta a Sarai: O vicana, a schiava d'oia sta in mano d'oia, falla quella che ti pare e piace. Sarai, tanto a cominciare a malatrattare, tanto che essa si arrasai a essa. A trovare l'angelo del Signore, rindo il deserto, avvicina una sorgive acqua. Avvicina via che portava in da città ai sur, e le ricette: Agar, schiave Sarai, a dove vieni, a dove vai? Sto andando lontano dalla padrona mia Sarai, rispondette Agar. Torna una volta avvicina alla padrona tua, le ricette che l'angelo del Signore. E romano sotto a questo, perché i fragili che ne assai rescendenza tua, tanto che non si potrà mai contare per quanto sarà rossa per numero. Poi le ricette ancora: O vicano, tu mi aspetti un figlio. Tu sgravarai chi lo figlio chiamerai Ismaele, perché il Signore ha sentito la mente tua. Chista sarà come mano nacra. A mano sua sarà contro tutta la gente, e mano e tutta la gente saranno contro essa, e luggerà innanzi a tutti i frati suoi. Agar chiamò il Signore che aveva parlato delle ricette: Tu sei Dio che è la visione, perché diceva: Pure a caso state capaci di avere nata voce troppo a che è la mia visione. E proprio per questo che la cisterna si chiama Opuzza e là Cairoi. E proprio di quello che si trovano fra la città di Cades e la città di Beret. Poi Agar sgravai il figlio Abram, e Abram mettette il nome Ismaele. Chi lo figlio che Agar l'aveva sgravato. Abram teneva 86 anni, quando Agar sgravaia Ismaele.